Bene, il disruptive learning diventa oramai una modalità attraverso la quale possiamo aumentare, potenziare radicalmente il nostro modo di apprendere. All'interno di una società in continuo cambiamento, all'interno di un'idea di apprendimento permanente, non possiamo immaginare un apprendimento al passato, dobbiamo immaginare un apprendimento al futuro e quindi arricchito di tutte le conoscenze e le ricerche che per esempio dalle neuroscienze ci vengono, dalle metodologie attive ci vengono, per intercettare tutte le forme attraverso le quali l'innovazione diventa una modalità costante per l'apprendimento e per lo sviluppo delle persone umane. All'interno di questa dimensione la disruptive diventa active, ovvero le metodologie attive che sostanzialmente riescono ad catturare l'attenzione dei giovani e non solo, trasformando gli ambienti di apprendimento in ambienti che capacitano all'innovazione. Da questo punto di vista è molto interessante che quello che abbiamo sentito stamattina e quello che i ragazzi hanno presentato sia in linea con un modello di cittadinanza che richiede la partecipazione attiva e soprattutto l'immaginare che l'innovazione sia parte integrante dei processi delle giovani generazioni. Vedere come i giovani stanno disegnando e ridisegnando la città a partire dal loro credo, dai loro valori, questo è un'idea di futuro e credo che Verona su questo debba e possa investire nei giovani per riconnettere valori, tessuti e innovazione, che chiaramente è il futuro.